Stanno entrando le squadre sul terreno di gioco del Zugni Tauro di Feltre. Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Riccardo Dasso della sezione di Genova, coadiuvato dai due assistenti Domenico D'Amato di Milano e Giovanni Ruocco della sezione di Brescia. Si propone proprio Anciama in area di rigore, arriva il numero 8 Anciama, mette dietro al rimorchio, non trova compagni, poi Guitto spara con il mancino di Fagan che ribalta il fronte, allora Diallo che prova ad accelerare. Diallo, attenzione anche a Marangona che si muove in area, Diallo va da solo, attenzione a Guitto. Ancora Guitto, ricevuto da Pasquato con l'esterno, prova a far partire Travaglini che dal fondo riesce a mettere il pallone in mezzo. Sovrapposizione, va l'italo-brasiliano che rientra su Anciama, poi mette il cross sul secondo palo. Minozzi rimangono in proiezione offensiva. Travaglini, Rabas fa passare un gran pallone per Travaglini, lato corto, Travaglini cross dentro per Calì che prova a girare e poi Boccocco da due passi la spinge in porta, va in vantaggio il Campo d'Arsego con il tap-in di Boccocco. 1-0 al 27esimo minuto. Primo gol in campionato per Boccocco e dunque sblocca il match del Zugni Tauro di Feltre. Avanti il Campo d'Arsego, una grande azione sulla destra, tutto è partito da quel tocco splendido di Rabas per la corsa di Travaglini. Andiamo a rivedere, quindi è lo stretto, il marocchino nasconde il pallone per l'inserimento di Travaglini, quindi la sforbiciata di Calì che diventa un assist da Travaglini. Decisiva anche la sua giocata in occasione del gol di qualche istante fa. Qui attenzione al contrasto in area con Travaglini che ha atterrato l'avversario. Da capire la decisione dell'arbitro, perché Diallo qui si mette davanti a Travaglini, ha indicato subito il dischetto. Il calcio di rigore assegnato da Riccardo Dasso. Parte Marangon con il destro, Marangon la mette all'angolino, intuisce ma non ci arriva Luca Minozzi. Ha pareggiato la Dolomiti Bellunesi, quindi pallone centrale di Parlato. Diallo al limite, un po' di spazio, Diallo va sul mancino e scarica Cossalter, vediamo se forza l'1 contro 1. Cossalter va sul mancino, Cossalter in avanti per il movimento di Olonisakin che prende il fondo a destra, mette dentro da Sheriff Diallo, l'anticipo di Fabian che salva i suoi nell'area piccola. Olonisakin torna da Alcides, tenta lui il cross con il destro, diventa quasi un tiro in porta. Con il mancino a verticalizzare, Anciama controlla, Diallo lo tampona ma non c'è fallo. Mizzane, attenzione dentro Olonisakin, Olonisakin, la parata di Minozzi di invadere l'area di rigore, vuole andare lungo allora con le mani il numero 5, pallone che spiove all'interno dell'area, la mette giù Carraro, rimessa laterale il numero 5 del Campo d'Arsego, va adesso lungo con le mani a cercare Anciama di testa la sponda, attenzione a Barzaghideano di Mizzane Anciama per far partire Olonisakin. Solo contro due, Diallo al limite, Diallo sul destro, Minozzi. Finisce dunque 1-1 tra Dolomiti Bellunesi e Campo d'Arsego. Io ringrazio Pierpaolo Pugliese per la regia, ma ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito da casa. Da Adriano Berruti è tutto, un buon proseguimento di giornata.